Andiamo a mangiare i pini? Dove vuoi tu? Che giornata meravigliosa. Dammi un po' 20.000 lire. Subito, amore. 10. 20. No, queste sono 30. Giusto, siamo senza sigarette. Ho capito, va. Il resto se lo prende Diavoletto. Ogni tanto fa proprio bene una bella scampagnata. Se non fosse per questi dolori, ce l'hai tu sulla coscienza. A te ti fa male la ferita? Beh, ce ne andiamo? Sono rimasti contenti, signori? Sarete più contento voi con quella salassata che ci avete dato? Signore mio, i prezzi al mercato sono diventati missili. Andiamo, va. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci e buona giornata. Quanto ho amato pure io, con quella panza. Sei tanto bello. Per questo ti chiamano principino. Io penso sempre a quest'amore nostro. E tu? Non mi dici mai niente, Sergei. Vorrei morire per sentirti una volta che mi chiami amore. C'ho tanta paura. Mi vengono in mente tante brutte cose. Quello che mi ha detto il confessore, che il nostro è un amore maledetto. Sergio, che ne pensi? Niente. Non ci pensa nemmeno tu. Ma tu sei più giovane di me. Sergetta, mi carezzi i capelli. In fondo noi viviamo un sogno pieno di contraddizioni. Non so se il nostro amore è peccato oppure no, ma io sento dentro tanta dolcezza, tanto dolore. Insomma, tutto quello che provano gli innamorati veri, quelli che vivono di giorno. Sergei, dimmi che mi vuoi bene. Ti voglio bene. Un'altra volta. Sì, ti voglio bene. Tanto, tanto bene. Tanto bene. No, 2 volte. Tanto, tanto bene. Mi hai detto che sono vecchia. Ma che piangi? Stringimi, amore. Sì, certo. Sì. E il pupo come va? Bene, grazie. E il battesimo, Marie, sempre il 22? Sì, il 22. Mi raccomando, non mancatene. Sì, ci vedremo, ci vedremo. Su, che dobbiamo andare, paga. Dai. Paga tu, sennò che figura ci faccio. Vabbè. Ciao. Ciao, principi. Salve. Ciao, Principino. Ciao. Anche voi, non mancatene. Dove? Al battesimo. Sì, il 22. Sergetto, adesso ti faccio sentire una canzone che è la passione mia. Si chiama Tu non tornerai. Senti com'è triste. È come una nebbia che ti avvolge e ti porta lontano. Lontano. Per sempre. Ma mi senti, Sergio? Già, io con i miei romanzi ti ho sempre annoiato, vero? Su, fammi leggere le corse di stasera. Cosimo, guarda un po' i tempi del cavallo che ti piace tanto. Mi perderò. È proprio una bella canzone.
Tu non tornerai. Che parole amare. Anche io le ho dette una volta. E non è più tornato. E non è più tornato. E poi si resta senza lacrime e con il cuore pieno di cenere. E la gente dice che noi siamo aride, appassite. Ma che ne sa la gente di noi? Loro vivono in un altro mondo, senza umiliazioni, senza paure, senza freddo. Per loro noi siamo come maschere, sempre lì, a portata di mano, a orario fisso. Finché si chiude il sipario. Non mi far piangere. Avete finito con le vostre litanie? Dammi una sigaretta. Hanno trovato Silvia strangolata sulla riva del quando? fiume. 20 minuti fa. Stanno facendo le fotografie. Porcaccia. Sì, bisogna tagliare subito la corda. Figurati adesso le retate. Come va la nipotina a scuola? Rimandata nella solita matematica. Pure io, in qua materia lì, ero una cucuzza, Le darò qualche lezione io. Così la cacciano da scuola. Paci e bene a questa brava gente. C'è un po' di sfollamento qui, eh? E cassa vota. E che posso chiedere risarcimento a qualcuno? Brigadier, vi siete un po' ingrassato. Già. Sono tutte le benedizioni vostre. Vi prego, non generalizziamo. Oh, per carità, scusate tanto. Cosimo, naturalmente voi non sapete nulla. E come no? So che c'ho da pagare una cosetta come 142.000 lire di tasse arretrate. Non scherziamo. Avete da riferire alla giustizia utili elementi in ordine alle indagini sulla morte di tale Giacomini Silvia? E no, signore. No, è naturale. E allora lascio questi santi luoghi. Salute a voi. Statevi bene, brigadier. Andiamo. Brigadier. Salve, dottore. A Ciao. caccia di notizie per il giornale, eh? Ma avete sbagliato strada. Omaggi, dottore. Salute. Un espresso. Buongiorno a lei. Dottore, Cronaca? Sono Ranieri. È rientrato a Bontempi? Che cosa? Hanno preso l'assassino? Allora vengo giù. Dottor, ma che è l'assassino di Silvia Giacomini? Sì, è stato un cliente un po' nervoso. Questione di tariffa. Meno male. Meno male che. Ah, già, per il decoro della ditta. Dottor, io devo campare. Laura. 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 Ciao, principi. Ciao. Bentornato, Sergio. C'è una lettera per te. Mio caro Sergio, è giunta l'ora di separarci. Il destino ha voluto così. Non mi cercare. Ti auguro tanta felicità. Addio, Laura.
Signora, sono Sergio. Ah, buongiorno Sergio, mi dica. Lei sa dov'è Laura? No, non lo so. Mi ha fatto restituire le chiavi, ha pagato l'ultima prigione e ha lasciato l'appartamento. Ma perché lei non è al corrente? L'appartamento lo tengo io. Va bene, allora do le chiavi alla portiera. Grazie. Ha voluto cambiare quella zozza. Ah, no, per carità, Sergio. Nemmeno a pensarci. Ci deve essere un'altra cosa sotto, ma che cosa? Non capisco. Hai visto, io ho chiesto a tutte. Sergio, non te la devi prendere così. Vedrai, Laura tornerà presto. Ti ama più della sua vita, lo sai. Oggi sto proprio giù di giri. Facciamo un po' di musica. Ah, buono. Leva quel disco. Ma come? È tanto bello. Levalo. Buonasera, principino. Ciao, Perugina. Quando è finita la partita, potrei parlarti un momento? Andiamo là. Beh, che c'è? Vedi, Sergio, tu sai che io sto con Romolo. Il caso ha voluto che mi mettessi proprio con l'uomo col quale tu hai litigato per colpa mia. Che vuoi? Ero tanto sola, avvilita. E poi lui ha la parola facile. Insomma, mi ha convinto ad andare a vivere con lui e Rosina. Devo dargli tutto quello che guadagno e in cambio mi ammazza di botte. Non gliela faccio più. E poi, vedi, c'è un bravo ragazzo che mi vuole bene, che lavora e mi vuole sposare. Romolo è venuto a saperlo e si è infuriato. Sono disperata. Ti prego, aiutami. Non ti preoccupare, sistemerò tutto. Grazie, grazie di cuore. Quella burina non trova mai la via di casa. De sicuro starà pomiciando con quel morto de fame di quello poraglietto che se la va a sposare. Bisogna raddrizzarle le ossa. Quella c'ha 20 anni. La devi mettere sotto, se no scantona. Aspetta, mo la sistemo. Ah, eccole, gliel'hai fatta. Sono le 5. Scommetto che sei stata un'altra volta a guardare la luna con quella a bordo. Vabbè che c'hai la faccia da deficiente, ma fino a sto punto. Brutta minchiona. Adesso però mettere bene in testa che questa cosa è finita. Me senti? Io le cose non le dico mai 2 volte. E mo voglio vedere il ritmo. È questo quello che hai rimediato, eh? Morta de sonno. Ma che te sei messa in testa, disgraziata? A te ti piace fare la bella vita alla faccia nostra? E noi 2 qua stiamo a spezzare il centesimo a fare i morti da fame! Ma stasera ha piovuto, non girava nessuno. Pure le altre sono andate in bianco. Ma per infrattarti con quel ragazzino la pioggia ti sta bene. Disgraziata. Ma non l'ho visto, giuro. Oggi fa il turno di notte in fabbrica. Adesso mi dici qual è sta fabbrica? Perché gli voglio spezzare l'ossa a quel tubercoloso. Mai sentito? Qual è sta fabbrica? Allora, parli? Parli? No, no, non lo dirò mai perché è un bravo ragazzo e gli voglio bene. Oh, la bambina si è innamorata. Ma non lo sai che l'amore è una malattia che va curata? Ragioniere, quando è che scade la prima cambiare della macchina? È il 16 del mese. E io non pago.
Cammina solo in discesa qua. No, e devi pagare, perché la cambiale è un titolo astratto che prescinde da ogni causale. A te qua ciabatta di tu non cariola, sto figlio di una... Non pago, e guarda che non me ne frega niente dell'estratto. E vabbè, e non è una pagare. fregatura e io non pago. E non pagare, sarai protestato. Meglio protestante, che fesso, mi pare chiaro, no? Fagliela sentire con lo scrocchio, dai! Danno 40 metri alle protto. È un cavallo di quell'amico tuo, De Marco. Perché non gli chiedi qualche notiziola di sacrestia? Ma chi lo vede quel cavallaccio? Cosimo, dammi un doppio cognac. Oggi marcio a 2 carburatori. Eppure io mo gioco, con 40 metri non si sa mai. Se eravamo in 4 facevamo una partita. Ecco il quarto. Stavolta te giochi una partitaccia. Dalle carte. Ti farò un po' male. Amore, sì, te rodono le corna, statene a casa. Ripia il coltello e chiudilo. Se lo ripio diventa rosso. Pialo e chiudilo. Mannaggia la pupazza, ma guarda che macello che hanno combinato. Ma tu guarda che m'hanno fatto, e mo chi paga? E vabbè, lo piglio io, se no oggi va fino a polpette. Vieni qua, carogna. Adesso apri bene le orecchie. E stammi bene a sentire. Quando una c'ha 20 anni e trova da sposare, bisogna mollarla. T'è entrato bene in testa? Non fate più vedere assieme alla Perugina. Sono stato chiaro? Oh, ma insomma, volete che vi butto fuori? Ci sono clienti, la volemo finire. Mannaggia l'animaccia vostra. Ma tu guarda che roba. Vuol dire che le polpette le famo un altro giorno, va bene? Desidera, signorina? Scusi, conosci il signor Sergio Venturi? Sono io. Buongiorno. Ho una lettera per lei da parte di mio padre, Domenico Manfredi. Ah, Domenico. Il vecchio Domenico. Si sieda. Grazie. Mi dispiace per Domenico. Comunque non si avvilisca. Io sono molto amico di suo padre. Lei come si chiama? Lidia. Non ha ancora mangiato? Non ho appetito, grazie. Beh, andiamo a mangiare. Scusi un momento. È la figlia di un mio vecchio amico che deve fare 6 mesi di galera e l'ha affidata a me perché è sola. Non conosci qualche pensionato per ragazze? Beh, non saprei. Ma c'hai qua la casa libera, porta là, scusa. Ah, già. Già. Allora, andiamo? Sì. E così, non potendo dimostrare che la contabilità era stata alterata a sua insaputa, adesso sta pagando le colpe degli altri. Purtroppo sono cose che succedono. Mi dispiace veramente. Allora andiamo alla stazione a prendere la tua valigia. E poi ti porterò nella casa dove abiterai per adesso. Poi si vedrà. Lei è veramente gentile. Grazie, Sergio. Spero che lei non diventi triste rivedendo la casa dalla quale quella donna è fuggita. Non so come ringraziarla. Cosa avrei fatto senza di lei?
Eccoti le chiavi. Sergio, posso darle anch'io del tu?